A proposito anche di viabilità, parliamo di piste ciclabili, quindi inevitabilmente si parla anche di viabilità di Portogruaro. La Lega Nord su un suo giornalino si è fatto promotore di un del ring. Ma non è sbagliato, non è sbagliato, perché se tu oggi vai a Portogruaro ti accorgi che a qualsiasi ora c'è il caos. Cioè il Portogruaro ha una circonvallazione ad anello che peraltro non è molto lontana dal centro. Qualsiasi punto di questo anello, da via Lisonzo, via Manin, via Bon, via Matteotti, via Stadio, cioè se tu vedi, credo che la distanza più lontana dal centro sia di 500 metri, che è via Lisonzo. Dall'angolo della curva di via Lisonzo al centro sono 500 metri. Per cui poteva essere pensato veramente come una grande rotonda. Questo avrebbe permesso però di non spendere tutti i soldi che sono stati spesi per costruire tutte le rotonde che sono state fatte. Quindi adesso non si riesce a adesso è un problema, perché per fare questo ring, che probabilmente è molto più efficace, perché se uno per arrivare dalla rotonda di via Veneto ed arrivare alla rotonda di Sant'Agnese impiega 20 minuti, perché c'è sempre immancabilmente la coda, ma non solo il giovedì dove impiega mezz'ora, ma tutti i giorni, un po' di più già c'è sempre la coda, anziché impiegare 20 minuti, se c'era diciamo la circolare, il ring, quindi magari o girando a sinistra o girando a destra, perché il ring può avere senso orario o senza antiorario, adesso allora, probabilmente in 5 minuti sarebbe arrivato tranquillamente diciamo a Sant'Agnese senza difficoltà. Perché non avendo gli incroci, ma avendo tutti che entrano diciamo nella stessa direzione, ad esempio tutto il problema del caos determinato al mattino dal fatto che le corriere dei ragazzi che vanno a scuola si fermano nella strada, fermandosi nella strada bloccano sempre, per cui la fila alla mattina alle 7:30 c'è la fila dalla rotonda di via Veneto alla rotonda della stazione, c'è la coda fissa, ma è determinata, basta che una corriera si fermi 3 minuti che crea la coda. Ecco, questa situazione non ci sarebbe stata se ad esempio tutti andassero nello stesso senso, perché la corriera si spostava un po' e comunque c'erano sempre, almeno un senso di marcia andava sempre continuamente. Non solo, ma chi entra in sicurezza. Ad esempio adesso sono sicuri quelli che entrano nelle rotonde, ma quello che entra da via Vico o per andare in via Valle, quello ogni volta è un rischio, perché si trova le macchine che arrivano da una parte e dall'altra, spesso ad alta velocità. Allora, in pratica, la scelta di queste rotondine, senza aver sperimentato prima, poteva succedere anche che la sperimentazione non dessi sui frutti. Ma qui invece si è scelto, primo, di fare subito le rotonde monumentali, mentre se tu vai in giro per il mondo, non per il Veneto, per il mondo, tu trovi che quando fanno delle soluzioni nel traffico, ma anche per un anno, anche più, a Treviso credo siano rimasti 2 o 3 anni, fanno queste soluzioni che sono sempre modificabili, provvisorie, che sono quelle con quelle specie di bianchi e rossi, cose bianco e rossi di plastica che si possono spostare e che sono adatti proprio per fare questo tipo di interventi. Cioè, se a Portogruaro non si fosse subito deciso di fare queste super rotonde, prova a pensare alla super rotonda di via Veneto o quella di San Nicolò, ma anche quella rotonda ultima dell'immissione via dalla stazione verso lo stadio, anche quella rotonda, cioè rotonde che non sono dei costi enormi. Ma quella è stata fatta per le corriere. Ma le corriere non avevano bisogno se c'era il ring. Che bisogno avrebbe avuto la corriera se c'era il ring? Se c'era il ring usciva o da una parte o dall'altra, tranquilla, perché era obbligata e tutti entravano, magari per un tratto veniva lasciata, come spesso si lascia, un percorso di corsia preferenziale, per cui si immetta,
perché in quel tratto puoi mettersi, c'era lo spazio, quindi si poteva benissimo non fare. Allora, se anziché fare le cose definitive si facevano le cose provvisorie, e comunque prima si sperimentavano anche altre soluzioni. Prova a pensare ad esempio alla follia dell'ingresso nella città. Cioè, se una persona qualsiasi, un cittadino di Caule, di qualsiasi paese qui intorno, vuole entrare a Portogruaro, intanto per entrare a Portogruaro deve fare o il giro per Sant'Agnese o arrivare dalla stazione, no? Arriva a Portogruaro da un unico accesso che è via l'Abbazia, fa tuttavia il Corso Martiri, non riesce a parcheggiare, non riesce quindi a trovare, magari voleva andare a comprare qualcosa in un negozio del centro, non riesce a parcheggiare. Non è che in breve tempo riesce a rimettersi dentro, deve arrivare, fare tutta via Spalti, che è una strada strettissima e bruttissima, deve arrivare dietro al teatro. Immaginiamo che nel teatro ci sia la compagnia che sta portando il camion, perché se una compagnia deve portare materiali, il camion, lo spazio è appena, non so neanche se riesce a passare una macchina o un camioncino in quel tratto. Deve fare tutta la via Pellico, deve buttarsi in via Valle, deve uscire praticamente o alla rotonda del cimitero o addirittura entrare nel traffico, quindi non riservato, non sulla rotonda, da via Comuncina e ributtarsi sul traffico di via Manin, quella lì, di via Manin. Cioè, ma ti rendi conto? E per rientrare dovrebbe poi rifare tutto, cioè, questo non rientrerà più. Cioè, se noi volevamo buttare a Remengo il commercio del centro storico, ma questa è stata una delle cose che è costata meno. Cioè, senza tante difficoltà basta, cioè il traffico, il movimento delle persone è una cosa fondamentale nella promozione di un territorio. Gli stessi siti UNESCO, una delle prime cose che c'è nel piano della gestione dei siti UNESCO è la soluzione dei parcheggi e dei servizi che devono essere dati ai cittadini perché visitano questi siti. Cioè, quindi, ecco, da noi questo non c'è. Cioè non c'è stata questa attenzione direi quasi alla viabilità intesa come elemento di sviluppo. No, la viabilità da noi è un elemento direi di sottosviluppo, anzi è un elemento che elimina, impedisce, sfavorisce lo sviluppo.